Uscire da tutta Italia a Padova per la manifestazione nazionale di Libera e avviso pubblico contro le mafie. Don Ciotti sul palco, la mafia c'è anche qui, non ci si deve vergognare. Dopo il caso dell'attentato sul bus di Milano, l'azienda di trasporto trevigiana Moma annuncia controlli più serrati sugli autisti. Il casellario giudiziale sarà chiesto non solo ai dipendenti diretti ma anche a quelli delle aziende in appalto. 50enne rappresentante orafo padovano muore annegato durante un'immersione a Marsalam sul Mar Rosso, indagini sul drammatico incidente. Operazione della Guardia di Finanza di Pordenone scopre una maxi truffa a livello nazionale sulla vendita di auto di lusso in Veneto, 210 raggirati, vetture mai viste dopo aver versato consistenti anticipi. Grandi navi fuori dalla laguna, delle 3 opzioni individuate dal Ministero delle Infrastrutture, l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di Chioggia, indiscrezioni da Roma la danno come soluzione preferita da Toninelli. Turisti deviati dal loro itinerario in piazza San Marco a causa delle rotture di un tubo di gas. Non lontano da Palazzo Ducale la polizia locale crea un'area off limits. Entra nel vivo la 14ª edizione di Cortinametraggio, oltre 600 tra videoclip e cortometraggi arrivati in selezione. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est. L'avete sentito ora dai titoli, una giornata intensa a Padova oggi, dove si è svolta la manifestazione nazionale organizzata da Libera Avviso Pubblico contro la mafia in memoria di tutte le sue vittime innocenti. Grande il messaggio lanciato dal palco da Don Ciotti, ecco il racconto della giornata. Libertà e giustizia, il grido lanciato da Padova. Oltre 50.000 persone hanno preso parte alla 24ª giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Guidati dal leader di Libera Don Luigi Ciotti, studenti, bambini, familiari delle persone uccise dalla mafia hanno manifestato contro l'illegalità, contro la malavita organizzata, per chiedere giustizia. È la prima volta a Nord-Est per questo grande evento, per testimoniare che nessun posto in Italia è immune dalla presenza della mafia. Come in tutti i territori del nostro paese la presenza mafiosa c'è, non dobbiamo vergognarci di questi ma dobbiamo lottare perché la presenza mafiosa che si sta radicando deve essere cacciata via. Tra le migliaia e migliaia di persone anche una delegazione di Eraclea, il comune veneziano, al centro di una delle ultime operazioni in Veneto contro le infiltrazioni mafiose, che ha portato all'arresto del suo sindaco. Uno striscione enorme rappresentante la bandiera della pace ha aperto il lunghissimo corteo partito da Piazzale Boschetti e è arrivato in Prato della Valle. La mafia si combatte con la scuola e con il lavoro, ha detto Don Ciotti, ricordando tutte le vittime della mafia. I loro nomi sono risuonati in Prato della Valle accompagnati dai violini. Il momento più emozionante. Ciro Colonna, Luigi Luciani, Aurelio Luciani, Daphne Caruana Galizia. Il nemico non sono i migranti, sono le mafie, la corruzione, l'usura, la mancanza del lavoro, le povertà, l'insufficienza delle politiche sociali. Questo. E allora le aree grigie delle mafie sono queste aree grigie. Sono prima di tutto vuoti di democrazia. Persone insomma che sono arrivate da tutta Italia per questa manifestazione, tanti anche i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Da dove siete arrivati? Lucca Sicola, provincia di Agrigento. Nessuno è immune, noi siamo una spina nella coscienza degli italiani di questo paese che soffre di una malattia cronica, l'assenza di memoria. Tutti dimenticano,
nostro dolore che serva da memoria a tutti. Nonostante l'età la giovane età possiamo comunque far sentire la nostra voce. Anche le istituzioni devono fare la loro parte, noi facciamo sentire che ci siamo. Sono le 10:20 e mentre il corteo sta per arrivare in Prato della Valle, la coda ha appena lasciato Piazzale Boschetti. 1,5 chilometri di persone hanno invaso pacificamente Padova per dire no alla mafia. Oltre 50.000 persone, la gente per bene. Ecco Padova, il Veneto, l'Italia tutta che dice no alla mafia. Sono arrivati da tutto il paese per ricordare chi è stato ingiustamente ucciso, magistrati, poliziotti, carabinieri, giornalisti, cittadini che si sono ribellati alla mafia. In mezzo alla folla si sono mischiate le istituzioni. Il rischio che stiamo correndo è che le mafie finiscono per governare l'economia. Vorrei che soprattutto gli imprenditori riuscissero a capire che iniziare a segnalare determinate situazioni anomale significa consentire alla magistratura, alle forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, polizia a intervenire in tempo. Non ci sono regioni vergini, che bisogna sapere difendere tutto il paese, che bisogna lavorare anche per quelli che credono che sia inutile lavorare per loro, che non si rendono conto. E poi è un momento in cui c'è molto bisogno di valori profondi. E credo che questo sia uno dei luoghi in cui la domanda può emergere e salire pulita verso le istituzioni, verso la politica. La mafia va dove ci sono i soldi, va dove l'economia è più forte, quindi non è da adesso, è normale. Vorrei addirittura ricordare che il più grande processo contro l''ndrangheta è stata fatta a Reggio Emilia, non a Reggio Calabria, quindi è evidente che bisogna avere piena consapevolezza e questa è una battaglia che va combattuta tutti i giorni, non solo oggi. In corteo anche l'ex presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, il prefetto di Padova, il questore e il sindaco Giordani, soddisfatto e orgoglioso della risposta data dalla città. Quello di oggi è un onore per Padova essere la capitale di questa manifestazione, è una città molto attenta, una città laboriosa che lavora, che non accetta le infiltrazioni. Ed ora parliamo del dirottamento ieri a Milano di uno scuolabus poi dato alle fiamme con a bordo 51 studenti. Oggi ci si chiede come sia possibile che l'autista con precedenti penali alle spalle potesse trovarsi alla guida del mezzo. E alla luce dei fatti di Milano, MOM a Treviso annuncia un giro di vite per i servizi dati in subaffidamento. Sentiamo ora di che cosa si tratta. Le grida d'aiuto, poi quel ti amo, urlato al telefono da una studentessa durante la fuga tra le auto. Immagini da film, le hanno definite gli inquirenti, e quanto accaduto ieri a Milano in effetti sembra tratto da una sceneggiatura cinematografica. Il terrore vissuto dai 51 studenti a bordo dello scuolabus, dirottato e poi dato alle fiamme da un 47enne senegalese, cittadino italiano dal 2004, sono racchiusi in queste immagini. Solo il coraggio di alcuni ragazzi a bordo che hanno chiamato i genitori raccontando quanto stava accadendo e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno evitato il peggio. Ma a pesare come un macigno sull'intera vicenda è il passato dell'uomo. Nel 2007 una denuncia per guida in stato di ebbrezza e nel 2011 una condanna per molestie sessuali nei confronti di una minorenne. Ora molti si chiedono come sia possibile che con questi precedenti alle spalle fosse alla guida di uno scuolabus. Inevitabilmente ci si interroga sulle misure di controllo e sicurezza adottate dalle aziende di trasporto locale e il MOM annuncia subito un ulteriore innalzamento dell'attenzione per quanto riguarda il personale dei servizi dati in subaffidamento proprio alla luce di quanto accaduto a Milano. Questa mattina abbiamo chiesto dalle ditte che si fanno questa tipologia di servizio la certificazione per ogni dipendente che fa l'autista in tali servizi. Dunque, nonostante la legge non preveda l'obbligo di avere il casellario giudiziale in caso di subaffidamento, MOM ha deciso di chiederlo ugualmente, prassi già in uso per il proprio personale. L'assunzione in generale degli autisti MOM avviene ovviamente con i requisiti di idoneità fisica e psicotecnica, ma chiediamo anche il certificato generale di carichi pendenti, quindi anche il giudiziale. L'attenzione, comunque, sottolinea il presidente MOM, è sempre stata alta, anche prima del caso di Milano. Se abbiamo qualche comportamento particolare noi facciamo l'indagine immediatamente, su questo siamo attenti e siamo sempre stati attenti.
Un atto terroristico dietro al gesto del 47enne che avrebbe voluto vendicare i tanti migranti morti in mare. È un caso isolato, dobbiamo dialogare per andare tutti nella stessa direzione, dice Abdelhak Ezraji, referente della comunità marocchina in Veneto. Mamma, dimmi. Mamma, siamo in un pullman, ci stanno uccidendo. Melek? Ci stanno uccidendo, ci stanno portando in un posto sconosciuto, non sappiamo dove ci portano. È la drammatica telefonata alla mamma di uno degli studenti a bordo dello scuolabus al momento del dirottamento. Lo stesso ragazzino poco dopo chiama il 112, angosciante il suo racconto di quanto sta accadendo. Il prof è davanti, è tipo in ostaggio. Ma chi è che vi sta tenendo in ostaggio? Il guidatore ha un coltello in mano, veloce, c'è per terra della benzina, non riusciamo più. Mi servono altre indicazioni. Certo signore, però la prego, chiama qualcuno, non è un film questo. Sì, stai tranquillo. Sta andando verso la campagna. Sono attimi concitati nel bus mentre il 47enne minaccia i ragazzini prima di incendiare il mezzo. L'uomo ora è in carcere con l'accusa di sequestro di persone e tentata strage con l'aggravante del terrorismo. Un lupo solitario secondo gli inquirenti, nessun legame con l'ISIS. Dietro al gesto, stando a quanto si sta ricostruendo, l'intenzione di richiamare l'attenzione sui tanti migranti morti durante le traversate. A bordo dello scuolabus l'autista avrebbe infatti tirato in ballo l'ultimo episodio della nave Ionio, ma avrebbe anche detto: sono stanco di vedere bambini mangiati dagli squali in mare. Si è sfiorata la strage a Milano e la vicenda alza la tensione e ripropone il rischio terrorismo anche in Italia. È un caso isolato, non rappresentano i immigrati di origine musulmana, quindi dobbiamo lavorare molto sul dialogo, su come dobbiamo camminare insieme. Dialogare andando nella stessa direzione è, secondo Ezraji, la parola d'ordine in un momento delicato come questo. Da una parte e dall'altra parte ci sono persone che in qualche modo vogliono lavorare per creare questo conflitto, questa lontananza, e noi dobbiamo stare molto attenti. La comunità musulmana è sempre pronta a collaborare con le forze dell'ordine, aggiunge poi Ezraji. I nostri figli frequentano le scuole, siamo a 360 gradi spalmati sulla società italiana, e quindi io vedo che tocca l'Italia, tocca a noi. Continuiamo ora con la cronaca. False immatricolazioni, evasioni su auto di lusso truffate in Veneto, 210 persone che, versato consistenti anticipi, non hanno mai visto le vetture. La Guardia di Finanza di Pordenone ha condotto l'operazione nella quale sono state scoperte un'evasione fiscale pari ad oltre 30 milioni di euro in immatricolazioni fraudolente nel commercio online di auto di lusso, per un totale di oltre 2 milioni e un sodalizio criminoso responsabile della truffa di 835 persone in 18 regioni italiane. Le indagini, della durata di circa 2 anni, hanno portato al fermo di 5 persone e all'ingente sequestro di immobili e valori in tutta Italia per oltre 5 milioni di euro. Gli indagati sono 18 e sono accusati di reati fiscali, di associazione a delinquere, truffa, falso materiale e ideologico. Tragedia a Marsalam, località turistica sul Mar Rosso. Un 50enne di San Giorgio in Bosco è morto annegato mentre stava facendo il bagno. Sentiamo. Una vacanza finita nel peggiore dei modi, è morto annegato mentre stava facendo il bagno in un posto da sogno Pierangelo Cauzzo, 50enne rappresentante orafo di San Giorgio in Bosco. L'uomo era in villeggiatura a Marsalam mercoledì pomeriggio mentre era in acqua e annegato per cause ancora in corso di accertamento. Potrebbe trattarsi di un malore o di un incidente. Inutili tentativi di rianimazione. Il corpo di Cauzzo sarebbe stato trovato al largo della spiaggia della nota località egiziana. La Farnesina ha allertato la madre e la sorella del rappresentante orafo che vivono nell'Alta Padovana. Sotto shock tutto il paese di San Giorgio in Bosco, dove il 50enne viveva ed era molto conosciuto. Anche il sindaco Miatello lo ricorda come una bravissima persona. La salma dell'uomo è stata recuperata e trasferita all'obitorio. Non si sa ancora se verrà sottoposta ad autopsia e per il rimpatrio sarà necessario attendere almeno 5 giorni. Siamo alla politica. Il Consiglio dei Ministri ieri ha ufficializzato l'Election Day del 26 maggio, domenica, nella quale
Si svolgeranno sia le elezioni europee che quelle amministrative, 321 i comuni al voto in Veneto, 21 dei quali sopra i 15.000 abitanti, per i quali potrebbe essere necessario il ballottaggio. Uno, il capoluogo di provincia al rinnovo, Rovigo, dopo la caduta della giunta. Saranno le prime elezioni per Borgo Valbelluna, Belluno, di Colceresa, Vicenza, Luisiana Conco a Vicenza, Pieve del Grappa a Treviso, Valbrenta nel Vicentino e 5 nuovi comuni istituiti nel 2019 nel Veneto. Si torna a parlare di grandi navi fuori dalla laguna. Sembra che la soluzione che va per la maggiore nei palazzi romani sia quella di Chioggia. Sentiamo. Grandi navi, Bocca di Porto del Lido, Malamocco, Chioggia. Sono le tre opzioni fuori dalla laguna individuate tempo fa dal Ministero delle Infrastrutture e che ora, secondo indiscrezioni giunte dai palazzi romani, sembrano avere come opzione più accreditata proprio l'area clodiense. Questa dunque potrebbe essere la soluzione, già nella testa del ministro Toninelli e la preferita dal Movimento 5 Stelle. Risolverebbe dunque la questione delle grandi navi, ma inevitabilmente comporterebbe altre problematiche da affrontare. Costi in primis. Secondo una stima iniziale, infatti, si parla di cifre consistenti che si aggirano intorno al miliardo di euro. Questa scelta porterebbe inoltre ad un forte impatto sul territorio chioggiotto, che dovrebbe subire uno stravolgimento non da poco. E ancora la questione dei trasporti. Una volta attuata la decisione, infatti, andrebbe studiata una tratta di collegamento ad hoc con un'eventuale metropolitana di superficie, e questo impatterebbe ulteriormente sui costi già elevati. La scelta di Chioggia per far uscire le grandi navi della laguna però metterebbe con tutta probabilità la parola fine alla battaglia del GPL. Le due cose infatti non potrebbero convivere, togliendo anche un grattacapo allo stesso sindaco Ferro, che tempo fa ha dichiarato con un certo entusiasmo la disponibilità a ospitare la crocieristica a Chioggia. Rimaniamo ora a Venezia, perché la rottura di un tubo del gas questa mattina ha provocato la chiusura per parecchie ore del tratto di Riva degli Schiavoni, che si trova di fronte a Palazzo Ducale. Area transennata e accesso interdetto per diverse ore all'ingresso di Palazzo Ducale. La rottura di un tubo di gas durante i lavori di un cantiere a Riva degli Schiavoni ha reso necessaria la creazione di una sorta di area off limits, costringendo turisti e veneziani ad un percorso alternativo. Il danno ha interessato una condotta del gas in bassa pressione che serve la zona, provocando una dispersione. Oltre agli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a bloccare l'accesso mantenendo sgombro il tratto di strada che va dalla colonna con il Leone di San Marco fino al Ponte della Paglia, sul posto sono giunti i tecnici di Italgas per bloccare la fuoriuscita di gas e riparare il danno nel più breve tempo possibile. Messa l'area in sicurezza e garantita la continuità del servizio a tutte le utenze della zona, l'intervento di riparazione della condotta del gas in piazza San Marco è stato completato intorno alle 16, dopo aver atteso il calo della marea nell'area marciana. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e continuano le polemiche sul congresso mondiale delle famiglie previsto per la prossima settimana a Verona. Ma che cosa pensano le donne? Abbiamo fatto un giro nel Trevigiano, sentite. Non sono d'accordo sui problemi sui quali discutono, perché secondo me dovrebbe essere stata impostata in tutto un altro modo, cioè come aiutare la famiglia perché sia famiglia, perché una madre possa avere il bambino custodito. Una famiglia deve essere caratterizzata dall'amore, quindi se c'è amore indipendentemente dal sesso dei genitori, non vedo perché bisogna precludere la possibilità di formare un nucleo. Non vedo perché devo fare questo congresso, che peraltro si vogliono imporre delle scelte, l'aborto no, ognuno fa quello che ritiene. Io sono abbastanza aperta alle coppie gay, eccetera, la mia opinione modesta. Sì, per carità, sono pro famiglia naturale, ma non limiterei neanche chi non ha la famiglia naturale, insomma, è il loro diritto di vivere con chi vorrebbero. Il mio punto di vista è che gay non è demoniato, gay scende su escolha, non è che è demoniato. E aborto vedo così, non sono a favore di abortare una crianza.
Io non sono d'accordo, visto che sono tornata al lavoro a 2 mesi dalla nascita della mia bambina, quindi penso di rappresentare un po' una famiglia moderna e non una famiglia vecchio stampo, ecco, quindi assolutamente no. Io penso che sia stata una conquista, è gravissimo che vengano messe in discussione queste cose. Entra nel vivo la 14ª edizione di Cortinametraggio, oltre 600 tra videoclip e cortometraggi arrivati in selezione. Cortina è regina delle Dolomiti e dei cortometraggi. Da 14 edizioni infatti è casa di Cortinametraggio, il festival dedicato ai corti e ai videoclip musicali, e da questa edizione anche ai lungometraggi, il festival ideato da Maddalena Maineri. Siamo uno dei pochi festival in Italia che danno spazio al videoclip, non tanto quanto alla musica ma soprattutto alla regia di questi videoclip. È un festival di esordienti, è un festival che cerchiamo di far conoscere questi registi e speriamo che quasi tutti, come ad esempio Alessandro Capitani, possano arrivare al loro lungometraggio. Alessandro Capitani, tornato a Cortina dove propose il suo corto Bellissima, vincitore tra l'altro del David di Donatello. Un festival per vedere ma anche per discutere sul futuro delle immagini nel mondo dell'arte e della comunicazione. Non a caso la stessa Presidente è parte attiva nella sperimentazione delle nuove tecnologie. Ogni cosa per noi è un gradino in alto e cerchiamo sempre di guardare al futuro. E non è un caso che infatti lo slogan di Cortinametraggio 2019 è proiezione futuro. L'8 dicembre abbiamo girato un VR, proprio un virtual reality su Cortina, e quindi uno volerà su Cortina come se fosse un drone. Immagini ma anche spunti per sceneggiature, come l'ultimo libro di Isabel Rossinova. Una carriera stupenda, fatta di 1000 emozioni ma soprattutto anche di 1000, diciamo così, esperienze. Meglio il cinema, meglio la televisione o meglio scrivere libri? Sono tutti linguaggi ugualmente importanti, ugualmente emozionanti, sia per chi li segue sia per chi poi è protagonista attraverso appunto cinema, teatro e libri. Non c'è meglio, secondo me, non è una disciplina meglio dell'altra, non è un linguaggio meglio dell'altro, ognuno di questi linguaggi servono per raccontare storie, emozioni, per sottolineare memorie. Ospite d'onore di Cortinametraggio, un'icona del cinema, Barbara Boucher. Questo è un bel onore, perché vuol dire dare magari la mano a qualcuno che ne ha bisogno, qualcuno che sa raggruppare in poco tempo quello che vuole trasmettere, e quello magari è più difficile che girare un lungometraggio. Mobilitazione generale per il piccolo Joe, dallo sport alla cultura alle manifestazioni, tantissime le persone che si stanno dando da fare per aiutare la famiglia di Piazzola. Aiutiamo Joe, sì, aiutiamo tutti insieme Giovanni, perché il nostro piccolo guerriero ha il diritto di crescere, camminare e giocare come tutti gli altri bambini. Una rarissima malformazione che lo vede privo della tibia ad una gamba glielo impedisce. Un intervento chirurgico possibile in Florida, negli Stati Uniti, gli consentirebbe di guarire, ma servono 400.000 euro per coprire i costi dell'operazione oltreoceano. La gara di solidarietà ha conquistato tutti i veneti e negli ambiti più diversi: spettacoli, manifestazioni sportive, eventi culturali, iniziative che abbracciano il piccolo Joe e che alimentano la corsa di solidarietà per arrivare quanto prima all'obiettivo. Ieri sera al Mercante sono stati raccolti quasi 1.000 euro, un grande lavoro, quello dell'FC Bassano 1903 e dei Fedelissimi, che hanno organizzato la lotteria con il pallone giallo-rosso di cioccolato, le focacce e gli immancabili biscotti di Joe. L'estrazione sarà il 14 aprile, nella Domenica delle Palme. Una somma che va ad aggiungersi a quanto già raccolto in poco più di un mese di campagna a favore del piccolo Giovanni. Ricordiamo che trovate l'IBAN per le donazioni anche nei siti internet delle emittenti del gruppo Media Nord-Est. Bene, prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 ospiti in studio Federico Caner della Lega e Simone Scarabel del Movimento 5 Stella. E questa era l'ultima notizia, vi lascio ora le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata.
bentrovati al meteo. L'anticiclone rimane ben saldo sull'Italia, ecco che dunque anche sulle nostre regioni avremo l'ennesima giornata di bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno un po' su tutti i settori, al massimo con qualche velatura sparsa. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime in lieve aumento, comprese tra 17 e 19 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il sole sarà prevalente con cielo al massimo poco nuvoloso ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime comprese tra 3 e 10 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti tra 19 e 20 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Poche novità, situazione invariata rispetto ai giorni scorsi, con ampio soleggiamento e con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 18 gradi circa. Bene, dal meteo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.